Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Nuovo terremoto giudiziario nella sanità siciliana, arrestato Francesco Stagno dal Contres, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina. Per l'accusa chiedeva mazzette alle case farmaceutiche per l'organizzazione di congressi. 31 gli indagati. Spregiudicato nell'uso del potere, questa è la motivazione con la quale il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro. Il ruolo dell'ex governatore si arricchisce di altri filoni di indagine, alleggerite le posizioni di Romano e De Pace. A Catania, maxi operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere di San Giovanni Galermo, 35 misure cautelari. L'attività di spaccio si svolgeva con turni rigidi, 7 giorni su 7 ed era gestita da una struttura ben organizzata. È un giallo il sequestro lampo del 17enne avvenuto a Vittoria lo scorso 25 settembre. Troppi i punti oscuri ancora da chiarire. Intanto fanno scena muta davanti agli inquirenti i 3 arrestati. A Paternò nel Catanese incidente durante la festa di Santa Barbara, crolla una delle varette che accompagnano la processione della patrona. Solo spavento, nessun ferito. A Buscemi, piccolo comune del Siracusano, alla guida dello scuolabus c'è un autista speciale, il sindaco. I ragazzini di terza media devono raggiungere Buccheri per l'orientamento scolastico e ad aiutare i genitori ci pensa proprio il primo cittadino. Marina Rei, Caballà e Gali, i nomi dei protagonisti del Capodanno a Catania, presentato questa mattina a Palazzo degli Elefanti. Ricco anche il calendario degli appuntamenti natalizi, con oltre 50 eventi nei quartieri. Calcio Serie C, questa sera il Catania in campo contro il Crotone con l'obiettivo di mantenere il primo posto in classifica. Per Toscano, ancora una volta, i giocatori sono contati. Bentrovati, lo avete sentito, a Messina l'ex primario di chirurgia plastica del Policlinico chiedeva mazzette alle case farmaceutiche per l'organizzazione di congressi. Arrestato con questa accusa l'ex parlamentare Francesco Stagno dal Contres, sono in tutto 31 gli indagati. Francesco Triolo. Concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa sono le accuse che la Procura di Messina ha formulato nei confronti del noto chirurgo plastico ed ex parlamentare messinese Francesco Stagno dal Contres, 70 anni, finita ai domiciliari questa mattina su disposizione del GIP Salvatore Pugliese. Secondo la Procura, dal Contres, ex primario di chirurgia plastica al Policlinico di Messina, avrebbe preteso mazzette di diverse migliaia di euro da alcune case farmaceutiche ed imprese di prodotti medicali per l'organizzazione di un congresso in cambio del suo sì alle forniture di materiale che serviva al suo reparto al Policlinico, soprattutto prodotti medicali e protesi mammarie, e inoltre avrebbe effettuato decine di interventi esterni al Policlinico e studi privati della città e della provincia non dichiarandoli. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza e le condotte contestate risalgono ad un periodo che va dal maggio 2024 al gennaio 2025. Sotto la lente di ingrandimento dei magistrati, i contributi economici delle aziende farmaceutiche sotto forma di sponsorizzazioni, iscrizioni, cene sociali in occasione dell'organizzazione del congresso promosso dall'associazione della quale era responsabile scientifico. Contributi ottenuti, si è potuto stimare, in oltre 700.000 euro, nella maggior parte dei casi tramite semplici richieste o sporadicamente mediante minacce esplicite ai fornitori del Policlinico, prospettando come corrispettivo facilitazioni nel rinnovo dell'appalto per la fornitura dei prodotti medicali. L'inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa con le sostitute Giorgia Spiri e Anna Maria Arena, vede allo Stato complessivamente 31 indagati tra medici, titolari delle imprese produttrici di farmaci e prodotti medicali, infermieri e operatori sanitari. Il provvedimento del GIP prevede anche il divieto di esercitare la professione sanitaria per un anno nei confronti di una dirigente medica del reparto di chirurgia plastica del Policlinico e per una ostetrica esterna. Disposto il sequestro dal Contres di circa 60.000 euro. Spregiudicato nell'uso del potere, questa è la motivazione con la quale il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, mentre il ruolo dell'ex governatore si arricchisce di altri filoni di indagine, vanno invece piano piano scemando le altre figure dell'inchiesta, tra cui quella del capogruppo della DC all'Ars, Carmelo Pace. Manlio Viola.
Mentre continuano ad emergere nuovi filoni di inchiesta sui presunti appalti truccati in Sicilia che riguardano l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, tirano un sospiro di sollievo almeno altri 2 indagati eccellenti di questa indagine. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti relegato a indagine diverse il filone sulla regionalizzazione del CEFPAS, il centro di formazione per gli operatori sanitari di Caltanissetta, non ammettendo le carte nell'ordinanza in cui dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ma parallelamente ha alleggerito le posizioni di Saverio Romano, deputato nazionale di Noi Moderati, e Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars. Per Pace un sospiro di sollievo perché è stato creduto dal GIP quando ha raccontato che nelle intercettazioni che lo riguarda il riferimento non era all'imprenditore Vetro, ma ad altro compaesano che si voleva presentare e che era presente al colloquio a casa di Cuffaro. Il GIP, che considera Cuffaro spregiudicato nell'uso del potere e delle conoscenze, ritiene non opportunamente provata invece l'azione di Carmelo Pace. Quasi del tutto fuori dall'inchiesta, anche se resta un'accusa minore, Saverio Romano. Attacca il suo avvocato difensore Raffaele Bonsignore, per il quale le ricostruzioni giornalistiche fatte in queste settimane sono fuorvianti e lontane dalla realtà, come la stessa ordinanza del GIP ha dimostrato. L'inchiesta dunque si restringe a poche figure che ruotano intorno all'ex governatore, ma parallelamente si allarga ad altri fatti che la procura si prepara a contestare a parte in altro provvedimento. A Catania, maxi operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere di San Giovanni Galermo. 31 le persone arrestate. Desiree Ferlito. Cocaina, crack e marijuana. A San Giovanni Galermo, quartiere catanese, si spacciava ogni tipo di sostanza stupefacente. Grazie al blitz dei carabinieri è stata smantellata un'organizzazione dedita allo spaccio. 31 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione denominata Angolo. Sono tutte accusate a vario titolo di spaccio di stupefacenti. 3 degli indagati, nonostante si trovassero già ai domiciliari, continuavano la loro attività di pusher. 7 le piazze di spaccio, tutte ubicate nel quartiere di San Giovanni Galermo, in particolare in via Capopassero. Gli indagati per cedere la droga si sarebbero avvalsi anche di minorenni. Un sistema gerarchico caratterizzato da turni e orari prestabiliti, idonei a coprire le 24 ore, 7 giorni a settimana, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, con un soggetto avente il ruolo di capoturno chiamato patrozzo, incaricato di controllare l'efficienza del gruppo, avvalendosi di vedette, pronte a segnalare l'eventuale presenza di forze dell'ordine. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro relativo al patrimonio di Giuseppe Vitale, di 57 anni, ritenuto vicino al clan Cappello Bonaccorsi. I beni sequestrati, situati a Catania, hanno un valore stimato di oltre 300.000 euro. Includono un immobile a Catania, denaro contante, 2 ditte individuali, una attività di bar con insegna Caffè in Piazza e l'altra è un'altra attività per la somministrazione di alimenti e bevande. Resta ancora da chiarire il giallo del sequestro lampo del 17enne avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria. Il GIP di Catania invita gli investigatori ad andare avanti, intanto fanno scena muta sia il boss che gli altri 2 indagati davanti agli inquirenti. Veronica Barbarino. Troppe le lacune sul motivo del rilascio in tempi record del 17enne rapito lo scorso settembre a Vittoria. Il GIP di Catania giudica infatti inverosimile che i sequestratori abbiano deciso di mollare tutto solo perché al ragazzo era caduto il cellulare durante il rapimento, rendendo impossibile quindi il contatto con il padre, un facoltoso imprenditore agricolo, a cui estorcere 1 milione di euro. Il giovane, più volte ascoltato dai PM e dalla DDA di Catania, ha espresso il sospetto di essere stato venduto da un amico presente la sera del rapimento. Il giovane ha ricordato una strana telefonata ricevuta da uno del gruppo che forniva indicazioni precise ai rapitori, facendo ipotizzare il ruolo di basista per uno dei suoi conoscenti. Il 17enne, inoltre, racconta di essere rimasto sempre incappucciato, ma di aver intravisto una maglietta gialla indossata da uno dei rapitori.
Maglietta poi ritrovata nel covo del boss latitante Gianfranco Stracquadaini, arrestato a Comiso dopo un anno di ricerche e che ieri ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. Stessa scena muta, quella fatta dagli altri due indagati, Giuseppe Cannizzo e Stefano La Rocca, parte del gruppo criminale. Infine, sono state smentite le voci di un presunto riscatto già pagato, definite dalla vittima stessa come chiacchiere da bar e prive di alcun riscontro investigativo. L'indagine resta aperta per chiarire ogni dettaglio del piano estorsivo e i motivi del rilascio anticipato. Fissata la data dell'udienza preliminare per l'omicidio del pasticcere catanese Santo Re, accoltellato il 30 maggio scorso in piazza Mancini Battaglia ad Ognina da un parcheggiatore abusivo. L'imputato Innocent Akabue dovrà presentarsi in aula il 13 febbraio 2026. A distanza di mesi spunta anche un presunto movente che ha spinto l'uomo a commettere il delitto: il mancato pagamento della prestazione compiuta come parcheggiatore abusivo. Fuori programma, ieri durante la festa di Santa Barbara a Paternò nel Catanese crolla una delle varette che accompagnano la processione. Fortunatamente non c'è nessun ferito. Lorena Dolci. Sono quasi le 21:30 quando in via Circonvallazione a Paternò si snoda la processione per la festa di Santa Barbara, patrona della città. Il fercolo è come al solito preceduto dai cerei, detti anche varette, che da secoli illuminano il percorso della santa in rappresentanza dei mestieri e corporazioni. Poi l'incidente. Il portatore del cerio che si trova davanti cade bruscamente. Il contraccolpo ricevuto dalla struttura è così forte che la varetta si spezza in due e rovina pericolosamente per strada. Nessuno si è fatto male, qualcuno grida al miracolo. Il malcapitato è uscito indenne dalla caduta e la parte superiore del cerio, peso totale 900 kg, è caduta tra la folla senza ferire nessuno. Quindi l'applauso liberatorio dei fedeli. La varetta danneggiata è stata immediatamente messa in sicurezza e rimossa con un carrattrezzi. Tanti puntano adesso il dito contro la disastrosa situazione delle strade, piene di buche e senza manutenzione. Circola anche questa foto che ritrae un tombino mal ricoperto che potrebbe essere stata proprio la pietra d'inciampo del portatore. Polemiche senza interlocutore, con il comune sciolto per infiltrazioni mafiose e l'ex sindaco Nino Naso indagato per voto di scambio nell'ambito dell'inchiesta Atena. Oltre 1 milione di euro di evasione è stato scoperto dai finanzieri del reparto operativo aeronavale di Palermo nel corso dei controlli ai porti e alle darsene del capoluogo siciliano, concessionari delle aree demaniali nella gestione dell'autorità di sistema portuale. Dei 30 enti commerciali e non che forniscono l'ormeggio, 1500 imbarcazioni nel solo centro città, circa la metà è risultata non in regola con il versamento dell'imposta municipale unica, l'IMU. Le ispezioni delle Fiamme Gialle hanno accertato l'uso del bene demaniale dato in concessione per finalità non attinenti o totalmente differenti allo scopo, sottraendolo alla libera fruibilità. A Ragusa un cittadino tunisino di 42 anni è stato denunciato per gravi maltrattamenti sulla figlia minorenne. A fare scattare l'indagine è stata proprio la ragazza che ha trovato il coraggio di denunciare una situazione drammatica fatta di continue percosse, divieto di frequentare la scuola e ore di lavoro forzato nelle serre. Il GIP ha disposto l'immediato allontanamento della minore dal padre e l'affidamento ad una comunità protetta. Per l'uomo disposta la distanza minima di 500 metri dalla figlia e poi il braccialetto elettronico. E adesso andiamo a Palermo, sciopero dei lavoratori della giustizia, sit-in davanti al tribunale e a rischio ci sono tantissimi precari della giustizia, il loro contratto scadrà infatti a giugno 2026. Marco Gulla. Dopo 2 mesi siamo fermi alla situazione di dicembre dell'anno scorso. A protestare davanti il Tribunale di Palermo i lavoratori del Ministero della Giustizia. In prima fila, accanto al personale della giustizia, i precari dell'ufficio del processo che scendono in piazza per chiedere di essere stabilizzati. I contratti scadranno tra 6 mesi. Una giornata di mobilitazione della FPCGIL davanti ai palazzi di giustizia di tutta Italia per portare avanti le rivendicazioni a 360 gradi di tutto il personale, a partire dalla questione degli oltre 9.000 lavoratori precari PNRR della
Giustizia che rischiano di non essere confermati. 30 giugno del 2026 rischiamo di perdere almeno la metà di questi giovani precari. La nostra, ribadisco, non è un'elemosina di un posto di lavoro, è un riconoscimento. Il rischio è quello di ritrovarsi con gli organici nuovamente dimezzati, con ripercussioni su tutti i tribunali. Noi costituiamo sostanzialmente un terzo dei dipendenti ad oggi in servizio presso il Ministero della Giustizia. Ciò significa che andiamo a sopperire a una serie di mancanze di organico che sono strutturali nel nostro Ministero. Ci sono comunque degli uffici, soprattutto quelli più piccoli, in cui le mancanze di organico dei dipendenti a tempo indeterminato sono più gravi, in cui l'ufficio si regge sui precari. I ragazzini di terza media di Buscemi, un piccolo comune montano del Siracusano, devono andare a Buccheri per l'orientamento scolastico, ma per loro spostarsi diventa un problema. Così il sindaco ha deciso di fare l'autista accompagnando lui stesso gli studenti a bordo di un pulmino. Francesca Loi. Alla guida dello scuolabus c'è un autista speciale. Siamo a Buscemi, meno di 1000 abitanti, nella zona montana del Siracusano. I ragazzini di terza media devono raggiungere la vicina Buccheri per fare orientamento e ad accompagnarli è lui, il sindaco. Molte mamme lavorano, altre non hanno la disponibilità e quindi c'è il rischio concreto che molti ragazzi non potessero partecipare a questi importantissimi corsi di orientamento. Così, per evitare di mettere in difficoltà i genitori, non ci ha pensato 2 volte. Ho trovato un pulmino per questi 3 giorni e mi sono attivato appunto affinché tutti i ragazzi potessero partecipare. Vivere nei piccoli comuni diventa sempre più complicato. La lontananza dal caos della città, unita all'assenza di smog, purtroppo non sempre basta. E così c'è chi va via, ma a chi resta tocca fare sacrifici. Nei comuni come Buscemi il vincolo solidaristico delle comunità è ancora più forte, quindi anche il sindaco, quando c'è bisogno da fare, deve uscire dal proprio ufficio. A Buscemi la scuola c'è. Qui gli alunni sono una trentina, dai più piccoli della prima elementare ai più grandi della terza media, ma dopo si diventa pendolari. Però nel frattempo, avendo frequentato la scuola nel loro comune di residenza, hanno creato comunità, sono riusciti a crescere insieme, a fare gruppo. Gli uomini e il vulcano, le foto di Fosco Maraini sull'eruzione dell'Etna che minacciò Milo e Fornazzo. La presentazione al Palazzo Biscari dal 9 dicembre, i 50 scatti saranno esposti al Palazzo della Cultura, nella mostra organizzata dall'INGV e curata dal direttore di Catania, Stefano Branca. Eva Spampinato. È il respiro della montagna che diventa immagine, è la voce dell'Etna nel 1950 e nel 51, quando la terra si aprì per 372 giorni, mescolando gelo e fiamme a luce e oscurità. Così l'incipit della mostra dedicata a Fosco Maraini, i suoi scatti diventano testimonianza di un'epoca non solo scientifica ma storica. Per dare un contributo non solamente scientifico ma in questo caso proprio culturale, è la storia del territorio etneo, che è fatta di tante eruzioni, però è fatta di tante vicende umane, dove sono passati personaggi di altissimo livello come Fosco Maraini, che è stato un grande antropologo, scrittore fiorentino, fotografo, padre di Dacia Maraini. La mostra Neve, Fuoco, Ghiaccio, Zolfo, Lava, organizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e curata da Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell'INGV, è stata presentata al Palazzo Biscari e dal 9 dicembre fino al 5 gennaio sarà visitabile nella sala parlatoio del Palazzo Platamone. E queste foto raccontano un tempo che non c'è più, anche se sono passati solo 75 anni, si vede che è una società ancora legata alla prima parte del Novecento, si è usciti da poco dalla guerra, quindi i visi, le espressioni raccontano di un periodo che non c'è più e quindi è la memoria nostra, la memoria di un vulcano che è cambiato tantissimo, che non è più come era quello di 75 anni fa. Restiamo a Catania, svelati i nomi dei protagonisti del Capodanno nel capoluogo etneo, Marina Rei, Caballà e Gali, ma anche altre sorprese. Ricco anche il calendario degli eventi natalizi all'insegna di oltre 50 appuntamenti nei quartieri. Roberta Lunghi.
Il volto del comune, la piazza Duomo, colma di gente in festa, con piazza Università allestita con maxischermo per godere dello spettacolo. Sarà il Capodanno 2026 a Catania, con l'intento di inserirlo in una costellazione di eventi che vogliono raccontare anche il Natale, che unirà in una trama di appuntamenti i quartieri con il centro. Perché a tutti dobbiamo consentire di poterlo vivere, di poter assaporare il calore che intendiamo esprimere attraverso tutti questi eventi che devono unire una città. Dalla Notte Bianca del 12-13 dicembre ai cori gospel agli artisti di strada in oltre 50 eventi. Occhio importante alla mobilità con biglietti bus a prezzo ridotto e con allargamento del numero di corse, oltre all'impegno di FCE con la metro operativa nei fine settimana fino all'1 e fino alle 3 la notte di San Silvestro. Il tutto in un quadro di allargamento di posti anche nei parcheggi, come nel Borsellino, con oltre 100 stalli in più. Il cast di Capodanno sarà rivolto a un pubblico trasversale. Dagli artisti locali, e quindi Cavallà, e Zapato, ci sarà Marina Rei, ci sarà Gali come artista di punta e ci sarà almeno una bella sorpresa, speriamo anche 2, attendiamo per ragioni contrattuali fino a giorno 11 per poter comunicare chi sono. Tutto dunque fino alla levata di calici sul palco di Piazza Duomo nello spettacolo condotto da Ruggero Sardo e come sempre quello sarà il momento di guardare avanti e perché no di esprimere un desiderio. Che Catania avverta il desiderio e soprattutto il valore di marciare come un unico equipaggio, come un'unica squadra e a quel punto potrà realizzare le acrobazie più belle. Perché mi fai stare. La Sicilia conquista il podio di X Factor, a trionfare con la sua anima rock è Rob, studentessa ventenne di Trecastagni. Al terzo posto invece la paternese Delia, che ha brillato con la sua Sicilia Bedda. Vediamo il servizio. A vincere X Factor 2025 sei tu, Rob! A trionfare a X Factor 2025 è lei, Roberta Scandurra, in arte Roby, studentessa ventenne di Trecastagni in provincia di Catania. Nella serata finale del Talent ha incantato Piazza del Plebiscito a Napoli con un'emozione da poco, interpretata con la sua anima rock e una carica che sembrava non finire mai. Presenza scenica, carisma e un sorriso che disarma, Rob si è subito distinta sin dalla prima audizione e alle domande sul suo look ha risposto così. A me piace farmi notare, mi piace essere esuberante. In quell'occasione conquistando subito 4 sì con un audace cover di Call Me dei Blondi. Rob ha conquistato la vittoria superando il super favorito Ero Caddeo e la paternese Delia, terza classificata. Un altro talento straordinario che ha portato in alto la Trinacria. Delia ha conquistato il podio con un brano inedito, Sicilia Bedda, un'inna a una terra che i giovani non dovrebbero mai dover lasciare. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio, questa sera la Serie C con il Catania che scende in campo al Massimino contro il Crotone. Vi aspetto, a tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, la Serie C. Questa sera il Catania ospita al Massimino il Crotone con l'obiettivo di mantenere il primo posto in classifica. Giocatori contati per l'allenatore rossazzurro. Vi ricordiamo anche che questa sera su Telecolor a partire dalle 20 ci sarà diretta stadio per seguire insieme la partita. Francesco Triolo. Superare una situazione di emergenza per difendere quel primato riconquistato appena qualche giorno fa è l'obiettivo del Catania, che questa sera al Massimino
attende l'arrivo del Crotone, squadra ostica che va a corrente alternata, quella calabrese nelle ultime 7 partite, 2 vittorie in casa, poi 4 sconfitte, ma attenzione a pensare che sarà tutto in discesa. Del resto su questo argomento è stato chiaro anche l'allenatore Mimmo Toscano. È una partita contro un avversario di qualità, a cui piace giocare a calcio, molto propositivo, molto offensivo, con i suoi pregi e i suoi difetti. Noi bisogna fare la partita importante per venire a capo di questa e sono convinto che la faremo, perché i ragazzi anche questa settimana hanno affrontato una settimana, anche se corta, con la massima concentrazione e attenzione. I giocatori, come ha detto Toscano, sono contati. La squalifica di Di Tacchio si aggiunge alle assenze per infortunio di Marti, Cialoi, Erardi, Pieraccini, Cicerelli e per ultimo Donnarumma. La buona nuova è il rientro in gruppo di Raim, fuori nelle ultime 7 giornate. Difficile però che possa giocare titolare. Si va comunque verso il 3-4-2-1 con la stessa difesa della scorsa settimana: Allegretto, Di Gennaro, Celli, Guaini in mediana accanto a Corvari, a sinistra Lunetta con Jimenez e uno tra stop ed ausilio dietro Forte. Longo, allenatore del Crotone, ha chiesto ai suoi una prova impeccabile. Calcio d'inizio alle 20:30, appuntamento su Telecolor con diretta stadio mezz'ora prima per 3 ore live dal Massimino. E questo servizio chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete alle 20. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.